Questa mattina, lunedì 27 maggio 2024, presso la bellissima location offerta da Sabbia e Sale a Isola Verde, si è tenuta la presentazione del progetto Vacanze Sicure 2024, alla presenza del direttore generale della US 3 Serenissima Edgardo Contato. Questi ha voluto sottolineare il potenziamento necessario per garantire la sicurezza del turista e del cittadino nella città di Venezia e litorale e di Chioggia. Un potenziamento continuo di risorse di personale necessario per accogliere i milioni di turisti che a Venezia e dintorni giungono durante l'estate. Contato ha evidenziato che il potenziamento del servizio di soccorso e dei vari servizi forniti dall'US 3 Serenissima nel territorio è il modo che l'azienda sanitaria ha per essere al fianco dei territori che accolgono il turismo e quindi territori economicamente cruciali per l'economia regionale, tanto che le risorse messe in campo da US 3 Serenissima e Regione Veneto corrispondono a poco meno di 1.700.000 euro. Ha ricordato il direttore generale che ciò che viene ricercato con più assiduità dal turista sui siti delle località turistiche sono i servizi sanitari e di assistenza sanitaria al turista. Lo aveva ricordato anche il presidente dell'Associazione Albergatori di Venezia in calce all'ultimo incontro che si è tenuto la scorsa settimana. Vacanze Sicure 2024 è un crogiolo di progetti di potenziamento per la nostra località, che comprende le spiagge di Sottomarina e di Isola Verde. In tal senso si è voluto dare vita a questa presentazione in uno stabilimento bellissimo tra l'altro della frazione, per mostrare che il servizio sanitario col progetto Vacanze Sicure vuole arrivare ovunque. Il direttore del pronto soccorso di Chioggia, Andrea Tiozzo, ha ricordato ciò con cui sarà potenziato il servizio sanitario a disposizione del turista ma anche del cittadino. Durante il periodo estivo, sul litorale di Sottomarina e Isola Verde vengono attivati 2 ambulatori medici per il turista, ma questi vanno ad affiancarsi ben 4 punti infermieristici, esattamente alla sede Ascot, allo stabilimento Stella Maris, alla Storia per quanto riguarda Sottomarina e uno importantissimo a Isola Verde presso il camping Smeraldo. Punti moderni e ben attrezzati. I presidi a Isola Verde, punto infermieristico e ambulanza in loco si rivelano indispensabili, in quanto la frazione rischia di essere isolata a causa del traffico estivo e per avere qua presidi senza dover attendere il soccorso dalla vicina Chioggia può salvare una vita. Tiozzo ha più volte sottolineato l'importanza della presenza dell'ospedale alle spalle di questo sistema, come ha sottolineato l'importanza di tutti gli anelli della catena che lo formano, un sistema che durante l'estate viene potenziato in tutte le sue parti. Fondamentali le torrette e gli accessi alle spiagge che implementano le coordinate per il raggiungimento del malcapitato il più celermente possibile. Fondamentale la comunicazione con i bagnini, che ha permesso di salvare molte vite dall'annegamento, e fondamentale il DAE. Inoltre c'è la possibilità di avere interventi con l'elisoccorso anche con voli notturni. L'indorambulanza presente a Pellestrina, i quad che permettono il raggiungimento del target in brevissimo tempo e le medical e-bike che possono percorrere i camminamenti in velocità e che sono dotate di 3 batterie. Si tratta delle prime in Italia. Ma anche i visori che permettono di mantenere viva la comunicazione tra operatore e centrale nelle fasi cruciali dell'intervento di soccorso, tutti i presidi che vanno ad aggiungersi a quelli già presenti. In tutto ciò non si dimentica la formazione. Oltre ai bagnini si cerca di fare formazione anche tra la popolazione, tra gli stessi turisti, con corsi essenziali quali l'intervento cardiopolmonare e le manovre di disostruzione, corsi di cui è già pronto un calendario. Tiozzo ha spiegato che tutte le realtà che possono collaborare a tenere alta l'attenzione sulla sicurezza sono ben accette, lo sono i cani da salvamento e lo saranno i droni. Si è ricordato anche l'importanza della lotta agli insetti che possono trasmettere malattie pericolose contro i quali si interviene a più livelli. L'importanza dell'ospedale è stata ricordata anche dal direttore generale. Ospedale posto vicino a una zona balneare raggiungibile via terra, aria ed acqua. Anche all'ospedale di Chioggia sono stati potenziati i servizi anche in previsione dei grandi eventi che sono programmati per quest'estate. Fondamentale la comunicazione al turista anche grazie all'app Vacanze Sicure e ancora il servizio di attenzione a domicilio dei pazienti fragili per evitare accessi evitabili al pronto soccorso e ancora il progetto Tutti in spiaggia per l'accoglienza per il disabile. Il potenziamento giungerà anche dalla futura scuola per infermieri che si terrà a Chioggia, un importante investimento per il futuro.
L'amministrazione della città di Chioggia non può che essere grata per l'impegno messo in campo dall'ULSS Tre Serenissima per credere in questo territorio investendo con risorse così cospicue. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia.